Elia Antoniazzi, cosa rappresenta, quali opportunità offre il PSR per un'azienda come la vostra? Nel nostro caso il PSR ci ha permesso di ristrutturare un edificio, un fabbricato rurale preesistente e di renderlo adeguato per una fattoria didattica che abbiamo messo in piedi qualche anno fa proprio grazie a questi contributi che ci hanno aiutato in questi grandi lavori di ristrutturazione. Che tipo di azienda è la Rindola? La Rindola è una fattoria didattica, un'azienda agricola prima di tutto e anche agriturismo nell'Alta Valle del Chiampo. Come vi è venuto in mente di partecipare al bando? Siamo partiti inizialmente solo con le coltivazioni biologiche, quindi come azienda agricola. Ci siamo resi conto velocemente che non sarebbero state sufficienti per mantenere in piedi, diciamo, le aziende, quindi per tutti i soci, e quindi abbiamo pensato di trovare un bando per sistemare questo fabbricato che ci permettesse di fare altre attività, non solo quelle prettamente agricole, ma di diversificare un po' le attività della nostra fattoria, che quindi è un po' multifunzionale, diciamo. Questa opportunità è stata preziosa per voi? È molto preziosa, quella è un po' la chiave di svolta, direi, della nostra attività, che ci ha dato quella marcia in più per poter fare attività diverse e quindi anche più remunerative in alcuni aspetti. Allora, avvocato Macilotti, Chiampo, il comune che lei guida, che lei amministra, come tappa conclusiva di questa sorta di roadshow della Regione Veneto per presentare il PSR 2018. Che strumento è? Sì, il piano di sviluppo rurale è uno strumento importantissimo per le nostre vallate, per il territorio veneto, il quale appunto, come dimostrato anche in questi incontri, ha avuto ottime performance e ottime ricadute anche sul territorio veneto, in termini di finanziamento appunto e di sostegno alle nuove attività agricole, ma anche alle attività già insediate. Da questo punto di vista devo dire che anche la vallata del Chiampo ha beneficiato in maniera molto positiva di questi piani di sviluppo e tra l'altro fenomeno che mai avevamo avuto in questa vallata è ricominciata l'imprenditoria giovanile anche nel campo rurale, elemento per noi importantissimo per lo sviluppo della nostra vallata. Questo, professor Macilotti, è un aspetto molto importante, quindi le start-up, le nuove iniziative anche nel settore agricolo. Poi c'è un altro tema che si è ripresentato anche recentemente con la terribile alluvione che ha colpito la Regione Veneto e quindi l'esigenza di un rispetto, una tutela ambientale che può essere abbinata con lo sviluppo. Decisamente sì, anzi lo sviluppo agricolo del territorio e rurale del territorio è essenziale ai fini del mantenimento idrogeologico del territorio stesso, ossia laddove l'agricoltura abbandona il nostro territorio, lì nascono poi i problemi per il territorio stesso. Quindi è fondamentale appunto lo sviluppo dello strumento agricolo, dello strumento rurale, è fondamentale che le persone continuino ad abitare quei luoghi perché solo così possiamo mantenere correttamente la collina e la montagna veneta. Si può parlare, professore Macilotti, di una nuova politica agricola comune grazie anche al PSR? Sì, decisamente sì. Il PSR sappiamo nasce dall'Europa di fatto, quindi la matrice è europea e poi ha ricadute appunto a livello territoriale. Da questo punto di vista il PSR diventa uno strumento sì di unione, di unificazione, di uniformazione, uno strumento importante affinché anche territori che solitamente appunto poco avevano avuto in termini anche economici possono invece beneficiare di strumenti importanti per il loro sostentamento. Allora, Maurizio Colman, cos'è il programma di sviluppo rurale per il Veneto? Allora, per il Veneto è un'importante opportunità che si rivolge alle aziende agricole o che operano nella filiera agroalimentare. Per avere un'idea di quelli che possono essere i risultati che sono stati raggiunti nell'ultimo triennio, sono state finanziate 1100 imprese di giovani per un totale di 40 milioni di euro che costituiscono di fatto i fondi di primo insediamento, quindi che danno la possibilità di aprire una nuova impresa agricola. Successivamente, sempre a queste 1100 domande, sono stati erogati ulteriori 58,5 milioni di euro per ammodernare e per proiettare nel futuro queste attività che possono sembrare legate al passato ma che invece si proiettano negli anni futuri. Il PSR per il Veneto è già in una fase molto avanzata, consigliere Colman, però ci sono ancora delle opportunità? Ci sono ancora delle opportunità che devono necessariamente essere colte e questa serie di 7 incontri che si conclude oggi tende appunto a far conoscere quelle che sono le possibilità per le aziende che operano nel settore. Dopodiché Regione Veneto dovrà farsi carico di accettare e vincere le sfide per i futuri piani di programmazione e di finanziamento per il settore agricolo.